trama di tutto. Direi che dovremmo passare per la domanda. Dicevamo che Cristina ha 60 anni e non è un'esperta di computer o altro, e decide ad un certo punto appunto di cominciare a scrivere le sue memorie per capire dentro di sé cosa è avvenuto con l'incontro di questo uomo che l'ha tutta scombussolata. E a me è piaciuto l'inizio perché in qualche modo lei, c'è una cosa che mi è capitata anche a me le prime volte che mi sono messa al computer, no? Cioè, lei ha davanti questa macchina, questo foglio bianco, non sa cosa fare, ne sa ben poco, ma comincia a scrivere e comincia a chiedersi qualcosa tra lei e il proprio computer. Se volete posso leggere una prima pagina iniziale, quella che... E allora ricomincio. Adesso che sono una giovane pensionata, al computer mi ci metto normalmente di sera, a casa, qualche volta anche di notte, soprattutto quando alla TV non c'è niente di interessante. In genere si tratta di sbrigare, quando ce n'è, quel poco di corrispondenza che mi arriva nella casella di posta elettronica. Più spesso invece mi piace sfogliare l'album delle foto, anche se l'ho già visto 1000 volte, ma è una mia mania quella delle foto e perciò mi piace ripassarmele spesso. Ne ho finora memorizzate e catalogate 8759. Le guardo e vedo scorrere il film della mia vita. Un film che all'inizio scorre velocemente, scandito da quelle poche immagini in bianco e nero che rimandano ai miei primi anni. Le ho scannerizzate tutte e opportunamente ritoccate, da sola, grazie alle magie possibili con quei fenomeni Adobe Photoshop. Me l'hanno rifilato a mia insaputa quando ho acquistato il PC, ma ora devo proprio dire, meno male. Poi il ritmo di quel film rallenta, sempre più col passare degli anni, affollato com'è da una pletora di immagini vicinissime nel tempo, grazie agli scatti quasi quotidiani che mi regalo con quegli ordigni digitali di cui ormai non riesco più a fare a meno. Ne cambio almeno 2 o 3 all'anno, per essere sempre al passo con l'inarrestabile corso delle nuove tecnologie. Non mi riesce di rinunciarvi. Mi capita davanti al monitor anche di curiosare in qualche sito di gossip e, se non ho gli occhi già abbastanza stanchi, mi tuffo in quella sfilza infinita di inutili piacevolezze che Facebook mi riversa addosso senza mai conoscere sosta. A proposito, non avrei mai sospettato di poter arrivare a contare 372 amici, ma molti di loro, devo confessare, nemmeno li conosco. Prodigi o inganni della rete, ma mi piace lo stesso. Insomma, di mettermi al computer per scrivere qualcosa che non fosse destinato a internet in un modo o nell'altro non mi era ancora passato per la mente. Ecco, mi piaceva questo inizio perché, non so voi, ma è il primo approccio che abbiamo, almeno noi di una certa generazione abbiamo avuto con il computer, no? Hai questo attrezzo, cominci a usarlo così per curiosità, poi entri, sei catturato dal meccanismo e passi ore al computer a guardare, a leggere il giornale, a vedere Facebook, a interagire e così via. E quindi è un po' il meccanismo che cattura anche Cristina, che forse potrei allargare il discorso, si ritrova in prossimità dei suoi 60 anni a cambiare la sua vita, non solo dal punto di vista digitale, informatico, ma dal punto di vista del profondo, perché per la prima volta appunto vive una passione, lei non l'aveva mai vissuta, la vive, è travolta, poi però forse mi sembra di capire, questa è la mia, la razionalità la trattiene e non si lascia paventare a questa persona, comincia a riflettere cosa vuole questo Lorenzo da lei, perché sta con lei, e questo forse potrebbe essere una domanda un po' provocatoria, nel senso che una ragazza moderna forse queste domande non se le fa, vive la sua storia, la vive fino in fondo, non si stupisce neanche di pagare una giovane, perché oggi ormai spesso lavorano e guadagnano di più le donne che gli uomini, quindi anche pagare non c'è niente di strano che una donna paghi il conto, mentre Cristina paga ma poi
malvolentieri comincia a chiedersi che forse lui si sta approfittando di lei, e forse è vero, perché in realtà, e qui introduciamo un altro elemento, Lorenzo è chiaramente un Don Giovanni. Vuoi intervenire? Don Giovanni è azzeccatissimo il riferimento a questo punto. Don Giovanni, che fa la sua comparsa già in copertina del libro, perché c'è un sottotitolo, Io cangerò tua sorte, è un verso preso dal duettino famoso fra Don Giovanni e Zerlina, quello che comincia con la ci daremo la mano, per chi lo conosce, dove sostanzialmente è la promessa che Don Giovanni fa a Zerlina per guadagnarsi i suoi favori, e le promette che le avrebbe cambiato la vita se lei avesse ceduto i suoi desideri. Quindi è esattamente a Don Giovanni, nel senso più tradizionale del termine, che è ispirata alla figura di Lorenzo. Sì, e qui ho introdotto un altro elemento, perché un'altra cosa intrigante, devo ringraziare di questo ancora una volta Romolo. L'inizio delle prime 2 pagine fa riferimento proprio a Don Giovanni di Mozart, e quindi a questo atto primo, scena nona, che io mi sono andata a rileggere, è quella famosa dove vorrei ma non vorrei, dice Zerbina, che sta cadendo vittima del fascino di Don Giovanni, no? È un pezzo famoso. E c'è questo riferimento, la stessa Cristina va a teatro, no? La Fenice con Lorenzo, e assiste a questa opera, quindi quando escono Lorenzo gioca su queste parole, su questo duetto, e fa capire che la sta conquistando, e Cristina appunto dice vorrei o non vorrei, è incerta, però lui dice io cambierò il tuo destino, la tua vita, e lei cede al fascino indiscutibile di questo Don Giovanni, di questo uomo. Sempre nell'inizio, ecco un altro elemento, la musica, che è la passione di Romolo, è presente in tutto il romanzo. Mi faceva prima vedere Romolo che ci sono citate nel libro molte canzoni e molti brani di autori, di cantautori italiani, eccetera. Addirittura ci sono 14 canzoni, me le ha raccolte tutte, perché la musica fa da sfondo al romanzo e alle vicende di Cristina, sia canzoni napoletane, romantiche, sia canzoni moderne, più recenti, degli anni 70, Battisti, Vasco Rossi più recenti, eccetera. Cioè la musica fa da sottofondo a tutta la vicenda, la musica, i film, la pittura e così via. E all'inizio il titolo, e qui magari aggiungerò qualcosa, è preso da un famoso valzer che io oggi mi sono andata a ascoltare di nuovo su YouTube, anzi vi consiglio di andarlo a sentire. Questo è Malombra, è un valzer lento molto famoso, detto così forse non lo riconoscete, ma se lo sentite lo riconoscete perché è famosissimo ed è molto bello, molto romantico, ci sono varie interpretazioni su YouTube, tutte bellissime. E questo valzer poi è stata la colonna sonora di un film di Billy Wilder, Arianna, e quindi anche questo è interessante. In quel caso però il brano da Malombra è stato rinominato in Fascination, appunto, perché Malombra sembrava che portasse sfortuna. Quindi se anche vi andate a vedere delle immagini su YouTube del film Arianna con Audrey Hepburn e Gary Cooper, il film degli anni 50 mi sembra, di Billy Wilder, c'è questo bellissimo valzer con Gary Cooper e Audrey Hepburn che ballano, che è di un romanticismo veramente struggente, molto bello. E quindi è curioso, questa possono andare a cercarlo, mi ha fatto molto piacere. Vedete qualcosa? Niente in particolare, sì. La musica che diciamo fa parte veramente della mia formazione da quando sono nato, da qualche parte ho scritto che probabilmente ho cominciato a sentire quando ero ancora ospite del grembo di mia madre, perché a casa mia di musica se n'è sentita e se n'è anche fatta tanta, sempre. La musica compare già nel primo romanzo, ma come citazioni semplicemente
aperture delle tre parti in cui pianificavano esimile. Erano tre citazioni da Paolo Conte, che è uno dei miei punti di riferimento più importanti, sia sotto il profilo dei testi che della musica. Nel secondo romanzo la musica ritorna in maniera molto più prepotente, ma travestita da cori, i cori delle tragedie forse più manzoniane che non quelle della tragedia classica greca, perché a un certo momento ci sono parecchie scene che si concludono con delle citazioni di versi di alcune canzoni o di brani anche di lirica che in qualche modo commentano quello che ho raccontato. In Space Nation invece la musica diventa coprotagonista, perché i versi che di volta in volta cito, i brani che nomino, entrano proprio nel testo del racconto, fanno parte intrinseca del racconto e così insomma la musica si è spintonando un po' nella letteratura, si è presa la sua bella quota di partecipazione alla decorazione del romanzo. Tutto qui. Mi faceva piacere dirlo perché la musica veramente fa parte della mia